Volevo chiedere la prima cosa, che è quella molto chatta che noi chiediamo sempre. Potete sedervi più avanti? Più avanti, così. I pretins qua davanti, così potete saltare in libertà. No, non con la sedia, ragazzi. Bella questa. Venite nella sedia davanti. Alziamoci in piedi in questo momento. Sim. Amém? Eu aumentei aqui só para poder falar com você. Saluta. Dici, Dio ha qualcosa di straordinario per fare nella tua vita oggi. Dio farà qualcosa di spettacolare in questo luogo, io sono sicuro. Perché noi siamo venuti qua con il cuore aperto perché Dio lavora in noi. Alza la tua mano così. Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo cominciare questo culto, Signore. Questo culto di adorazione, di ringraziamento, di onore. Che noi siamo venuti qua per onorare il tuo nome, Signore. Se noi vogliamo cominciare esse culto, che è un culto dei giovani, dei teens, Signore, ma, Signore, non soltanto, Signore, ma di tutti noi che siamo venuti qua per adorare il tuo nome, Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore, benedici quelli che non sono venuti, Signore. Signore, rialza quelli che sono caduti, Signore. Signore, che loro nel prossimo culto non possa essere qua. Padre, ma che questo culto, Signore, noi non possiamo guardare nella nostra destra neanche nella nostra sinistra, ma guardare te, Signore, che è il centro di tutto in questo luogo. Signore, nel nome di Gesù, ricevi questo culto per l'onore e per la tua gloria, Signore. Amen. Amen, alleluia. Possiamo fare un grande applauso per cominciare? Prima di cominciare, vorrei che alzaste la vostra mano destra e l'altra mano la mettete nel cuore e ripetete dopo di me. Questo è un culto di giovani e teens. Più alto. Questo è un culto di giovani e teens. E io sono un giovane o un teens, anche se ho più di 50 anni. Quindi oggi io mi impegno a cantare, a ballare, a gridare, a correre e a adorare il Signore. Amen. John, a Clara tá com o microfone dueto. Iniziamo una nuova storia. Una nuova storia vuole scrivere. Io avanti andrò perché mi fido di te. Sei in mezzo al cammino. E se in mezzo al cammino devo piangere, non ritornerò perché tu sei con me. Allora ballerò, allora griderò, allora
Uscite dal posto e correte. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Eu pulo. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. E grita più forte che puoi. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Tutti che corrono. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abram-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi. Abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu grito, 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 na presença do Rei. Na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro. Por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Gesù, io vivrò per te, gridando al mondo chi sei tu. A te io so che tu vedi tutto ciò che ho, tutto ciò che ho. Gesù, io vivrò per te, gridando al mondo chi sei tu. A te io sono tutto ciò che Sono la Chiesa, Gesù, io vivrò. Gesù, io vivrò per te. A te io so che donerò. Gesù, Gesù, io vivrò per te, gridando al mondo chi sei tu. A te io so che donerò tutto ciò che ho, tutto celebra Dio con le tue mani e muovi il cielo con l'adorazione. Loda il Re, innalza le se oggi tu lo vuoi. Niente io direi, avresti un mar, si aprirà, io passerei, pulando e dançando in sua presença. Per finire. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Jesus. Mamma mia, ecco cosa fa la presenza di Dio, ci fa sudare, ci fa saltare. Ma gloria a Dio per la presenza di ognuno di voi, sia giovane, sia teens, sia un po' più giovane. Amen, alleluia. Adesso abbiamo saltato, abbiamo riso, scherzato, corso, ballato. Ma c'è anche tutto questo, ma c'è anche un momento più serio, di profondità con Dio. E questo è il momento di questa canzone. Questa canzone parla di una profondità che tutti noi dobbiamo cercare, dobbiamo correre dietro. E a volte, essendo giovani, essendo teens, io lo so perché sono cresciuta in chiesa, ho passato la mia adolescenza in chiesa e a volte ci sono tante cose che ci distraggono dalla presenza di Dio, ci sono tante cose che
ci distraggono dal cercare questa profondità. Ma se oggi sei qua, io so che tu stai cercando questa profondità. Io so che tu desideri, così come ha fatto Pietro un giorno, tu desideri camminare sulle acque, desideri trovare Gesù in un livello più profondo di intimità, di profondità. Quindi è questo che noi dobbiamo fare, dobbiamo dare questo passo di fede e lasciare che lo Spirito Santo ci guidi in ogni momento. Amen, alleluia. Tu mi chiami sulle acque, dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontri in un mistero, in mezzo al mare confiderò, e al tuo nome chiamerò. Oltre le onde guarderò, se cresce il mare soltanto in te confiderò, perché sei mio e sono tua. Tu mi chiami sulle acque, dove i miei piedi non possono restare, e lì ti incontri in un mistero, in mezzo al mare confiderò. Oltre le onde guarderò,
soltanto in te confiderò, perché sei mio. E al tuo nome chiamerò, oltre le onde guarderò. Se cresce il mare, soltanto in te confiderò, perché sei mio e sono tua. Santo Spirito, noi ti consegniamo la nostra vita. Vuoi guidarci ovunque andiamo? Noi sappiamo il tuo Spirito è con noi. Tu sei con me ovunque andrò. Tu sei con me. Guidami. Guidami, perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada, voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Se hai il coraggio di guidami. Guidami, perché di te io mi fido, sulle acque io cammino, dimmi dove vuoi che io vada, voglio andare più vicino al tuo volto, ingrandire la mia fede, voglio stare in tua presenza. Tua presenza.
Aleluia! Possiamo fare un altro applauso al Signore? Cosa c'è scritto qua? Não toccare. O Spirito Santo está dizendo a noi questa sera, não toccare, scappate. O Spirito Santo diz que nós vamos scappare dalla carne, perché il peccato ci aprigiona. Amém? In questo momento noi vedremo un'altra presentazione, che è una presentazione di danza. E io sono rimasta stupita quando questa persona ha chiesto di ballare, perché ho detto, lei non balla? Come mai? Cioè, è strano quando tu devi ballare la prima volta, tu senti un po' così. E lei ha detto, no, io voglio ballare. Io ho sentito una gioia nel cuore, perché è bello vedere le persone che vanno negli altri ministeri e fanno ciò che Dio gli ha messo nel cuore. Lei ha detto che questo ballo è nato da un momento di preghiera sua, che Dio le ha messo questa canzone e Dio l'ha spinta a cominciare a ballare nella sua camera, e ha ballato per giorni e voleva farvi vedere quello che Dio ha trasmesso tramite questa canzone. Amen? Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia, aleluia. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse, és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes, bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, vamos! Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto.
Vamos, aplique seu coração com ainda mais intensidade. Diga isso: eu tenho você. Eu tenho você. Diga: eu vaguei. Eu vaguei, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Você pode jogar as suas duas mãos aos céus, igreja. Grita isso pra ele, vai. Eu vaguei, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, papai, só tenho você. Só faltava eu perceber que eu não tenho nada sem o teu amor, papai. Nada mais importa, só o teu amor, Jesus. Ele me encontrou por detrás das malhadas. Hoje o Espírito Santo te pega em teu colo, ele sara as suas feridas e ele te traz de volta pra casa. Quantos foram encontrados por esse amor? Quantos foram? Quantos foram? Vamos, diga. Eu vaguei, eu vaguei. Eu tenho você. Só tenho você. Vamos, igreja, só a voz do povo de Deus cantando. Diga: eu vaguei mais uma vez. Eu vaguei. Eu vaguei, só tenho você. Só faltava eu perceber. Gloria a Dio veramente per questa amministrazione. È stato bellissimo, vero? Volevo invitarti ad alzare in piedi in questo momento. Rido perché lo Spirito Santo, lui lavora in modo speciale e lui ha detto che sarebbe arrivato un tempo, che sarebbe arrivato persone in questa chiesa, che lui avrebbe mandato per un tempo nuovo, per un tempo di eccellenza. E da 4 mesi in qua sono arrivate tante persone nuove, e anche 5-6 mesi in qua. E dopo che Dio ha detto questo, è cominciato ad arrivare persone, e Dio ha detto che sarebbe arrivata una persona con chiamate molto grandi, con chiamate straordinarie, e lui sta mandando. E lui sta inviando persone con chiamate straordinarie. E oggi è il giorno delle prime volte. Quanti di voi si ricordano quando hanno fatto una cosa per la prima volta? La prima volta che noi facciamo una cosa sembra che siamo fuori del nostro luogo, ma lo Spirito Santo a volte ci
invita a superare a nostra paura. Superare la nostra paura del nuovo, superare la nostra paura di quello che noi non capiamo ancora. E quando ho cominciato a preparare questo culto, io non sono la leader dei giovani, sono stata la leader dei giovani per 4 anni, ma dopo capirete perché sono io che conduco questo culto. Sono stata la leader dei giovani per 4 anni e quindi quando io mi sono messa a organizzare questo culto, io cercavo una persona per predicare. Cercavo una persona per predicare in questo culto e lo Spirito Santo mi metteva qualcuno nel cuore. Però io non ho mai visto questa persona predicare. Non ho mai visto non ho parlato pochissimo con questa persona. Però il giorno che noi siamo andati a casa loro, siamo andati a fare una visita, noi siamo entrati in macchina e io e Enrico abbiamo detto: questa persona ha una chiamata molto grande dalla parte di Dio. E l'ho chiamato e lui ha accettato. E io so che l'inizio fa paura, ma Dio sa chi chiama. Sa chi chiama. Dio sa chi alza, Dio sa chi ha portato fin questa chiesa, perché sa le persone che questa chiesa hanno bisogno. Quindi io volevo chiamare in questo momento il nostro predicatore di questa sera e i traduttori che sono venuti con la stessa camicia senza sapere. E quindi, vedi come a confermazione di Dio. Volevo chiamare qua, per favore. Vuoi stare qua sotto o lassù? Aqui embaixo? Pode colocar, puoi mettere, per favore. Volevo chiamare il nostro predicatore di questa sera, il nostro fratello di Elton. Pensate un po', la sua famiglia è una famiglia pastorale in Brasile, la sua famiglia tutti sono pastori in Brasile. E io credo tanto in una chiamata molto grande per la sua vita. Io so che Dio lo userà e l'ha portato in questa nazione per qualcosa di specifico. Io sono sicura che oggi è un nuovo inizio di qualcosa di straordinario na sua vita. Voglio chiamare qua il pastore anche che prega per questi 2 predicatori. Amen. Alziamo le nostre mani verso di Elton, verso Giordano, affinché Dio possa benedirli in questo momento, purificarli, consacrarli, che tutto ciò che ha messo nel cuore di Elton possa passare nel miglior modo possibile a tutti quanti noi, portando una trasformazione nel nostro cuore, portando maggiore intendimento e facendo la sua volontà dentro ognuno di noi. Padre, in questo momento noi vogliamo pregarti, Signore, ringraziarti per quello che tu stai già facendo in mezzo a noi attraverso tutto quello che abbiamo già visto e sentito questa sera. E sappiamo che in quest'ora, Signore, tu vuoi fare un'opera grande attraverso la parola che viene da te. Io ti chiedo per questo motivo, Signore, di benedire di Elton, di benedire Giordano per i ruoli per i quali tu li hai disegnati questa sera. Sappiamo che lo Spirito Santo ha molto da parlare ai nostri cuori, quindi io ti chiedo, benedici loro e attraverso di loro benedici tutta la tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Voglio salutare la Chiesa con la pace del Signore. Para mim é dia assim, especial. Per me è un giorno speciale. Como a pastora disse, minha primeira vez. Come ha detto la pastora, questa è la mia prima volta. E tudo que vamos assim, dedicar a Deus e fazer tem que ter um início. Tutto ciò che dedichiamo a Dio ha sempre un inizio. E o meu chegou. E il mio è arrivato. E desde que a pastora e o pastor me procurou, E fin quando i pastori mi hanno cercato, eu senti um pouco de medo, ho sentito un po' di paura. mas não foi a primeira vez que alguém tinha me convidado. Ma non era la prima volta che qualcuno mi invitasse. E eu não poderia rejeitar, E io non potevo rifiutare. pois se Deus confiou algo na sua vida, E Dio ti ha dato qualcosa nella tua vita, é melhor se entregar, é melhor você confiar em Deus. è meglio dare, è meglio confidare in Lui.
pois nós confiamos em um Deus que nós podemos todas as coisas. Noi ci fidiamo di Dio che può tutte le cose. E assim Deus fez, E né, così na minha Dio ha vida. fatto nella mia vita. E eu não sabia o que trazer, pregar, Non sapevo cosa portare, cosa Pois- consegnarvi, pois eu nunca tinha pregado. Então perché non avevo mai predicato, ma eu comecei a procurar a presença de Deus, a orar, ho iniziato a pregare, a cercare la presenza a di Dio, jejuar. a digiunare. E no decorrer de um mês mais ou menos, E dopo più o meno un mese Deus foi confirmando a palavra dele Dio no ha meu coração, confermato la sua parola nel mio cuore, através de hinos, attraverso louvores, inni, lodi, pregações. predicazioni. E assim E così Deus colocou uma palavra em Mateus, una parola nel Vangelo di Matteo, capítulo 16, versículo 24. capitolo 16, versetto 24. É algo sobre relacionado a renúncias. Che parla su rinuncia. E diz assim: E Então dice così: disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E para quem é crente, Per chi è credente, a renúncia ela tem que estar sempre junto, la rinuncia deve sempre essere accompagnata. pois podem usar. Accomodatevi, miei cari. Desculpa. Scusate. Pois a renúncia ela nos faz viver uma vida mais plena com Deus. La rinuncia ci fa avere una vita più piena con Dio. E ao longo da minha vida, não que eu seja tão velho, né, gente? Durante la Mas mia vita, non è che io sia tanto vecchio, ma durante l'arco della mia vita eu já passei por várias coisas onde Deus me mostrou que a renúncia era mais importante do que aquele momento. Dio mi ha fatto capire che la rinuncia vale molto di più in quel momento. E teve vezes que eu preferi escutar o meu próprio eu do que a voz de Deus. In quel momento ho preferito scegliere di ascoltare il mio proprio io che la voce di Dio. E eu caí do cavalo, né? Eu quebrei a cara. E io sono caduto, ho sbattuto la faccia, come dire. Mas Deus, Ele quer sempre o nosso melhor. Dio vuole sempre per noi il meglio. E no decorrer desse mês, eu durante- desesperado, Questo mese ero disperato né, do que trazer, né, a palavra. che cosa portare, che parola. Eu estava assim, literalmente desesperado, né? Ero letteralmente disperato. Mas Deus é maravilhoso porque Ma Dio è Quando- meraviglioso quando nos colocamos à disposição dele, e quando noi ci mettiamo a sua disposizione, o quanto antes, quanto prima ele nos surpreende, Lui pois ci sorprende e não é um bicho de 7 cabeças, não é non è un mostro con 7 teste, difícil, non è difficile. pode ser complicado Può essere no complicato começo, all'inizio, assim como todo começo é così difícil, come tutti gli inizi lo sono. mas nós temos que romper esses laços nas nossas vidas. Noi dobbiamo rompere questi lacci nelle nostre vite, Ainda mais nós que somos jovens, adolescentes. soprattutto noi che siamo giovani, adolescenti. Quanto antes você entender o que Deus quer para a sua vida, Prima capisci ciò che Dio vuole per te, menos você vai sofrer. meno soffrirai col tempo. E
eu precisei renunciar a várias coisas Ho dovuto rinunciare a varie cose io para poder preparar este estudo. per preparare questo studio. Eu trabalho, Io lavoro, eu gosto muito de jogar online, mi gosto piace de giocare online, fazer outras coisas, né? Fare Estar em le mie redes sociais, tudo. stare sui social. Mas eu tive que renunciar a tantas coisas para me dedicar à palavra. Ma ho dovuto rinunciare a questo per dedicarmi alla parola. E assim Deus foi confirmando. E così Dio piano Deus piano é extraordinário. confermava cose straordinarie. E em Mateus, Sempre in Matteo, quando Jesus fala quando Gesù dice aos seus discípulos, ai né, suoi discepoli, naquela época, in quell'epoca, que quem quiser vir após mim, né, renuncie a si mesmo. E nós somos os discípulos de Jesus. noi siamo i suoi discepoli. E nós temos muitas vontades, desejos, Abbiamo tante voglie, desideri, tanto que tanto che às vezes nossos desejos nós deixamos nos levar pelos nossos sonhos, a volte desejos, noi lasciamo vontades che questi desideri ci portino e não perguntamos para Deus se é a vontade e dele. non chiediamo a Dio se questa è la sua volontà. E a renúncia ela entra, E la rinuncia entra, tem que entrar sempre primeiro, deve sempre entrare prima, pois Deus ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. perché Dio sa qual è il meglio per noi. E eu, como eu disse, eu precisei renunciar a Come ho algumas detto, io coisas. ho dovuto rinunciare a delle cose. E Deus assim, ele se alegra quando nós renunciamos Dio si rallegra quando noi rinunciamo às nossas próprias vontades, alle nostre quando volontà, renunciamos a nós mesmos quando rinunciamo a noi stessi. e devemos sempre Dobbiamo sempre renunciar para que o propósito de Deus cumpra nas nossas vidas, rinunciare affinché il proposito di Dio si compia nella nostra vita. porque a renúncia ela é importante na vida de um cristão, La rinuncia è importante nella vita dei cristiani, ainda mais na vida de jovens, adolescentes, soprattutto nei giovani, negli adolescenti. pois é uma idade que muitos estão descobrindo È un'età in cui si scopre tantas coisas, né? Na tante escola, cose, a scuola, começa a trabalhar, nei lavori, eccetera. enfim. E sim, eu já não sou tão velho, né? Io non sono tanto vecchio, Mas eu posso dizer que um jovem ele sofre várias tentações do inimigo. posso dirti che un giovane soffre tante tentazioni dal nemico. Nós temos que sempre estar firmados em Dobbiamo Deus, sempre pois stare fermi in Dio. Satanás ele não brinca. Satana non scherza. E as renúncias ela faz parte de quando você recebe um convite para uma festa, pois nós não somos iguais aos do mundo. Noi non siamo come quelli del mondo. As nossas práticas são diferentes. Le nostre pratiche Nossos sono costumes diverse, le nostre são abitudini diferentes. sono diverse. E a renúncia ela é E la rinuncia importante, pois é um sinal de fé. è importante perché è un segno di fede. E muitas vezes Molte volte nós, quando jovens, recebemos convite de giovani, festas, quando riceviamo inviti a delle feste, de bebidas, né, de usarem drogas, bibite, droghe. mas eu falo por mim mesmo. Io dico questo anche a me stesso. Eu já, quando eu era mais novo, eu já Quando ero Poi- più giovane, anch'io, fui tentado por Satanás Sono stato- várias e várias vezes. tentato dal nemico varie volte. Mas Deus sempre falava no meu coração que
Dio eu era sempre diferente. diceva al mio cuore che io ero diverso. E assim é o crente, né? E così Ele é è diferente, ele il não é credente. igual ao ímpio, ao Lui è diverso. jovem do mundo. Non è come l'empio. Deus diz que nós devemos ser a luz desse mundo. Dio disse che noi dobbiamo essere la luce di questo mondo. E eu tenho, E io, sim, na minha adolescência, juventude, minha eu adolescenza, conheci gioventù, bastante gente, ho amigos, conosciuto tante isso. persone, amici, E muitos deles hoje e molti di loro oggi estão desviados, pois sono lontani, sono sviati, eles preferiram não dar ouvidos a Deus. hanno preferito non dare ascolto a Dio. Satanás, ele não brinca com isso. Satana non scherza con questo. Às vezes nós brincamos, A né, volte de ser noi crente. scherziamo di essere Mas- credenti, Satanás, nosso inimigo, ele não brinca de ma il nostro nemico non ser scherza, Satanás. lui non scherza. E depois que, igual eu teve este teatro, Dopo questo teatro, depois que o pecado entra na sua vida, dopo che il peccato entra nella tua vita, é só pela misericórdia de Deus, muita o dopo la misericordia di oração, Dio, dedicação sua, con preghiera, dedicazione tua, para você conseguir sair affinché tu possa uscirne desse pecado. da questo peccato. E eu separei, eu fiz um rascunho, né, estudando. Ho fatto alcuni appunti qua studiando E eu tenho separado 3 exemplos de renúncias, ho né, separato na qua Bíblia. 3 esempi di rinuncia nella Bibbia. A primeira foi Abraão, La prima è stata E- Abramo, que Deus pediu seu filho Isaac como sacrifício. Dio gli chiese a Isacco come Deus sacrificio. conhecia Abraão, Deus conhecia a sua fidelidade. Dio conosceva Abramo e la sua fedeltà, E mesmo assim, o temor de Abraão Ma pur em Deus così, era grande. il timore di Abramo era Ele grande. pegou o seu filho e subiu Ha para o dato monte, Suo figlio è salito sul monte, pois pelo seu temor a Deus, pelo seu amor, ele estava disposto a renunciar o seu bem mais precioso, que era seu per il filho. suo timore a Dio, lui stava per dare il suo più bella cosa che aveva a Dio. Mas quando ele estava subindo, Deus Quando lui stava salendo, Dio providenciou ha o provveduto sacrifício, al sacrificio. pois ele se alegrou da fidelidade de Abraão. Dio si rallegrò nella fedeltà di Abramo. E sacrifícios esses, comparado aos dias de hoje, Quel sacrificio não é comparati igual dos a quelli di oggi non tempos sono antigos, né? uguali. Sacrifícios esses na qual Questi sacrifici nella quale devemos dobbiamo nos dedicar mais à palavra de Deus, a orar mais. dedicarci di più alla parola, alla preghiera. E eu vejo assim, né? Io vedo così. Secondo exemplo foi Moisés. Mosè né? Ele renunciou ha rinunciato uma vida de riqueza para conduzir o povo israelita, ha né, rinunciato a una vita di lusso nel palazzo per para a condurre un liberdade. popolo alla verità. E muitas vezes Molte volte nós recebemos tantas ofertas noi riceviamo mundanas, tante offerte mondane, pois o mundo aí fora ele é tentador. perché il mondo là fuori è tentatore, tentatrice. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, Ma se tu sei fermo nella parola, segundo o seu evangelho, secondo la sua parola, il suo nós Vangelo, conseguimos resistir o inimigo, né? A riusciamo a palavra resistere. dele diz la sua parola para dice: resistirmos o inimigo resistete al diavolo e ele fugirá de vós. ed egli fuggirà da voi. E o terceiro exemplo, E il terzo esempio, para mim, creio que per me, io credo che foi o maior è stato il più grande
exemplo de renúncia que esempio di rinuncia nós podemos ter, che possiamo avere. que foi Ed è stato Jesus. Gesù. Ele renunciou Ha rinunciato a sua vida divina alla sua vita divina para que nós possamos affinché noi potessimo ter o direito de salvação. Ele avere il diritto della salvezza. decidiu morrer, Ha deciso di morire pelos pecados da humanidade. per il peccato dell'umanità. E muitas vezes E molte volte a gente prefere sempre preferiamo procurar o sempre mais fácil para nossas vidas. cercare la via più facile. Não procuramos escutar o que Deus tem para a Non gente. cerchiamo ciò che Dio ha per noi. E muitas vezes padecemos Molte volte falliamo e pagamos um alto preço por e isso. paghiamo un prezzo alto per questo. Eu queria contar um testemunho Volevo raccontare una testimonianza que aconteceu comigo che mi è accaduto em 2016, nel 2016, onde eu vi assim o cuidado de Deus dove ho visto la mais cura di Dio perto de mim, né? più vicina a me. Aconteceu em agosto de 2016. In agosto 2016 Sim, foi um ano conturbado para mim. è stato un anno un po' strano per me. Em 2015, Nel 2015 novembro, eu saí de uma empresa, uma Novembro. boa empresa, trabalhava sono uscito da un'impresa dove lavoravo, com venda externa. vendevo, E em 2014, o Brasil passou por uma crise financeira muito e grande. nel 2014 il Brasile è passato per una crisi molto grande. E em 2015 eu entrei nessa empresa. Nel 2015 sono Porém, entrato in questa impresa, porém a empresa ela não conseguiu sair deste colapso financeiro. ma l'impresa E non è teve riuscita cortes. ad uscire da questa difficoltà finanziaria. Teve cortes de funcionário, Quindi infelizmente. hanno licenziato alcune Novembro persone, eu fui quindi despedido. novembre mi hanno salutato. E assim virou o ano, né, 2015, Dopo arriva 2016, l'anno nuovo, 2015, 2016, e foi passando o tempo, il tempo eu passò, desempregado, io senza desesperado, lavoro, disperato, porém ma em junho, se não me engano, a né, giugno, meu se cunhado non me erro, liga, un mio cognato mi ha chiamato, falou assim, ó, Dialto, tem Eita, guarda. um amigo meu que vai começar uma empresa un amico mio inizierà un lavoro in un'impresa de aparelho de academia, né, e ele está precisando de muri, di vendedor. palestre, ha bisogno di venditori, gente che vende. E eu já de imediato E io subito decidi ir, ho detto vado, aceitei. ho accettato. Eu passei mais ou menos 6 a 7 meses desempregado. Sono rimasto tipo 6-7 mesi senza lavoro. E eu conversei com alguns amigos, né, meu irmão, Ho falei parlato assim, con alcuni amici, fratello, se vocês souberem de algo, se voi assim, de sapete serviço, di me qualcosa, di un avisa, né, que eu lavoro, estou precisando. fatemi sapere perché ho bisogno. E dentro assim, de um mês, E nell'arco di un mese apareceu um serviço em um posto de gasolina para trabalhar de uscito domingo. un lavoro a un distributore per lavorare di domenica. E na pizzaria que meu irmão trabalhava, E nella pizzeria dove apareceu mio um fratello serviço lavorava. também. E aparentemente, assim, minha vida estava começando a andar de novo. E piano piano la mia vita sembrava ritornare ad andare. Porém, sim, Satanás ele não fica Ma feliz Satana, lui non si rallegra quando ele vê um crente prosperando, Quando quando vede ele um vê um crente un credente che prospera, indo avante. quando vede un credente che va avanti. E teve um dia que E un giorno eu estava ali na chácara do meu pai, né? Eu morava com ele. ero là nell'abitazione di mio padre. Meu pai pediu para eu ir na cidade Meu padre me comprar chiesto di ração andare para pintinhos de in galinha. città a comprare del cibo per le galline. E assim eu fui, né? Meu E irmão, io sono andato. pouco antes meu irmão tinha chegado Poco prima mio fratello era arrivato. e ele tinha comprado uma moto um dia antes, Ho né? comprato una moto il giorno prima. E aí eu falei com ele, falei assim, eu vou com a tua moto, né? Io Vou dissi, dar guarda, uma vado volta con la tua nela." moto. E ele me disse, E lui quando mi você disse, chegar na cidade, passa no mecânico para regular o freio. Quando O freio andrai in tá città, passa ruim." da un meccanico che deve controllare i freni.
E eu peguei a moto dele Ho preso la sua moto e fui. sono andato. E nesse dia era quel- quinta-feira e era o dia que eu trabalhava na pizzaria. Ed era un giovedì dove lavoravo in una pizzeria. E eu passei no posto que eu trabalhava Mi sono para fermato conversar dove com um amigo. lavoravo per parlare con un amico. E ali eu fiquei conversando um pouco com ele. Lì ho né? parlato un po' con lui, sono rimasto lì. E quando eu olhei a hora, Quando ho guardato l'orologio, eu falei, eu preciso ir, senão eu vou me atrasar dissi devo andare perché sennò arriverò in ritardo para ir para o trabalho. per andare al lavoro. E aí eu fui, passei na casa agrícola, comprei a Sono andato, ração ho preso il concime per gli animali e estou voltando para casa. e mentre torno a casa, E no trajeto, nel tragitto, quase saindo da cidade, quasi uscendo dalla città, aconteceu um imprevisto e eu sofri um acidente de moto. successo un imprevisto e ho subito un incidente in moto. Um caminhãozinho, uma F4000, Un camioncino F4000 ele não respeitou o pare e non ha rispettato lo stop, passou o cruzamento. Né? passato all'incrocio. E aí eu lembrei que meu irmão tinha me falado do freio da moto. Né? Lì mi sono Tava ricordato di mio fratello che mi ruim. diceva occhio ai freni della moto. E assim, foi muito rápido o que Ed è stato aconteceu. troppo veloce ciò che è accaduto. O rapaz ele não respeitou o pare e ele entrou muito rápido mesmo. L'autista na non ha via. rispettato ed è arrivato veloce. E então assim, não teve como evitar o impacto. Non c'è stato modo di evitare l'impatto. E eu não estava muito rápido, pois se eu estivesse ali, Non ero talvez molto poderia sveglio, ter sido magari fatal. se lo fossi stato. E nesse acidente só pegou a minha perna, Questo né? incidente è solo la mia gamba, Porém, onde pegou ma dove ha foi mais preso ou menos na altura do para-choque do caminhão. E o para-choque daquele caminhão é ferro maciço, ferro più o meno puro. all'altezza del parabrezza del camion ed è molto Do duro jeito quella que parte. o caminhão bateu na minha perna, Così come ha sbattuto sulla mia eu gamba, caí na frente do caminhão. io sono caduto davanti al camion. E quando assim, eu olhei, quando bateu e eu caí, eu olhei para o caminhão, Mi ha colpito ele, e io ho guardato, ho visto, o rapaz eu acho que assustou e il ragazzo, l'autista era spaventato, ele tirou o pé da embreagem, o caminhão afogou e deu um pulo tolto para il piede frente. dalla frizione e il camion ha fatto quel colpo in avanti. E aquele avanço do caminhão quase que passa em cima de mim, né, quase que me acerta. Colpo quasi mi viene addosso. E ali então, assim, como que foi uma pancada, assim, um acidente que eu não estava correndo, E io in quell'incidente non stavo correndo, aparentemente eu não, assim, na minha cabeça eu não tinha sofrido nada. così nella mia mente io sembravo di non aver ricevuto nessun danno. Eu olhei para mim Mi sono guardato, e falei, não, eu estou bem, então, dissi né, no, sto bene, vou levantar. mi alzerò. Porém, Ma quando eu fui levantar, quando ho provato ad alzarmi, eu vi que uma das minhas pernas não responderam corretamente. ho visto che una delle mie gambe non rispondeva E aí eu correttamente. percebi que eu tinha E eu fraturado capito. os dois ossos da perna. Eu tinha Avevo ricevuto fraturado, una frattura, não alle foi uma ossa. fratura exposta, non una foi uma- frattura esposta brutta, mas foi uma fratura onde que triturou o meu osso, não, ma è não stata foi una uma frattura fratura dove reta. ha trittato le mie ossa. E ali então, assim, apareceu um amigo meu Lì que è apparso un amico mio estava passando por ali che stava passando per di lì, e ele viu parte do acidente. ha visto una parte dell'incidente. E logo depois já apareceu meu cunhado que Subito dopo estava è arrivato voltando também do serviço, tinha saído. Cognato che stava Era arrivando perto do dal lavoro. horário de saída do serviço. Era più o dele, meno verso pessoal. l'orario di conclusione del suo lavoro. E ali chamaram a ambulância, né, rapidamente. Eles Hanno vieram, me chiamato socorreram l'ambulanza, sono arrivati, mi hanno soccorso, e me levaram para a Santa Casa da cidade mais perto ali, que tinha um hanno hospital portato nell'ospedale più vicino, respeitado. più rispettato nella zona. E ali eu estava sentindo assim muita dor Sentivo mesmo. tanto dolore, Eu nunca tinha sentido uma dor tão forte. non avevo mai né? sentito un dolore così forte. Não sei se alguém assim já quebrou algum Non osso. so se qualcuno di voi ha già Pois, ricevuto assim, eu una não desejo rottura. para ninguém. Pois È una cosa che da é augurare a nessuno. horrível mesmo. È bruttissimo. E ok, chegamos na Santa Casa ali, eu sentindo muita dor. Io sentivo sto dolore. Tava minha mãe na ambulância comigo e C'era mia mamma nell'ambulanza con né, me. eu segurando a mão dela, apertando
Retenevo la mano, forte, porque estava doendo muito mesmo. schiacciavo la sua mano perché faceva troppo male la gamba. E aí chegou no hospital, não tinha leito, né? Não tinha E all'ospedale vaga, pois estava muito lotado. Non c'era posto, era pieno. E aí deixaram no corredor Mi hanno lasciato nel corridoio. e eu falando com a minha mãe, né? E Para ela falar com os Parlavo com enfermeiros para me medicar, para tirar aquela dor. di aiutarmi perché mi fa troppo male la gamba. E assim eles fizeram, né? E loro hanno fatto. Me medicaram, aí passou a dor. Il dolore è passato, gli infermieri mi hanno Depois aiutato. passou um tempo, eles me alocaram em um quarto. né? Dopo Me qualche colocaram. tempo mi hanno messo in una stanza. E ali começou dias assim meio turbulentos na minha vida. Da lì né? sono iniziati alcuni giorni un po' turbolenti nella mia vita. Pois depois de alguns dias Dopo alcuni giorni fizeram a cirurgia na minha hanno perna fatto una chirurgia nella gamba e ali colocaram uma platina e 4 parafusos mi hanno na messo minha una perna. placca e 4 chiodi. E aparentemente engessaram, né? Colocaram Mi foi a hanno perna messo il direita gesso. e me colocaram um gesso mais ou menos até aqui. Mi hanno messo na un perna. gesso più o meno fino lì, a quella misura. E me mandaram para casa. E poi mi hanno mandato a casa. Me deram 55 dias, mais ou menos, Mi hanno dato più o meno 55 para giorni ficar com a perna engessada. per rimanere col gesso. E assim eu fiquei. Io sono Passou esses dias. Dopo questi né, giorni não foram fáceis, pois non fu facile, ma para tomar banho era um per sacrifício. farsi la doccia era Para vestir difficile, roupa per era vestirsi assim, bem complicado. era molto complicato. E passou desses dias, né? Foi Dopo para Santa questi Casa, eles tiraram o gesso Mi e hanno me tolto il passaram gesso. fisioterapia. Mi hanno fatto fare una delle terapie. E eu comecei a fazer a fisioterapia. Quando você Meu tá pai me fazendo levava na fisioterapia? fisioterapia na nossa cidade ali, Lì no nella nostra município. città. E eu fiz em média 5 dias de fisioterapia. Ho fatto almeno né? 5 giorni di fisioterapia. E começou a aparecer um problema na minha perna. E iniziava ad apparire un problema Porém nella a mia gamba. gente não sabia o que era. E noi non sapevamo il perché. Começou a sair umas bolinhas vermelhas Iniziavano a uscire delle e palline rosse coçava muito. e davano molto prurito. E assim, eu desesperado, eu sempre falava pro meu pai, não, vamos para o Disperato, non hospital, sapevo vamos para o cosa fare. hospital. Portami all'ospedale. Perché E aí chegava lá, o médico olhava il e medico mi guardava, ele só passava antibiótico para eu mi tomar. dava solo dei Eu antibiotici. tomei Io li ho presi durante assim, um bom tempo um antibiótico muito per un forte. arco di tempo, dei medicinali molto forti. E para tirar assim as dúvidas, nós passamos por um outro médico ortopedista Mi hanno para messo tirar uma segunda opinião. A un altro medico per E sentire la sua opinione. E ele disse que assim o que esse médico estava fazendo era loucura. E lui Não- disse che quello che il medico precedente faceva era pazzia. Pois ele estava tentando curar uma coisa, mas ele poderia me prejudicar em outra. Cercavo di curarmi una cosa, ma Poi mi avrebbe os- danneggiato in un'altra. Os medicamentos eram realmente muito fortes, né? I medicinali erano davvero troppo forti. E assim ele foi empurrando, né? Já o Così acidente foi em agosto, l'incidente fu ad agosto, mais ou menos em dezembro più o meno começou a a dicembre rejeição. è iniziato il rifiuto. Quase toda semana eu já estava assim, estava no hospital para ele ver e medicar, assim, Quasi sempre para ele dar um olhava no diagnóstico ospedale, do que era, né? Affinché lui potesse dare un'occhiata per vedere cosa E a stava irmã accadendo. do meu cunhado, ela trabalhava nesse E la hospital. sorella di mio cognato lavorava in quell'ospedale. E assim, ela nos deu uma notícia que Mi ha dato una notizia che muito ruim. molto brutta. Ela falou que a Lei me maioria disse. das cirurgias que aquele médico fazia dava rejeição. Quella chirurgia che il medico faceva, il corpo lo rifiutava. E foi coisa de 20 dias, 15 a 20 dias, mais ou menos. Una cosa più o meno da 15 ai 20 giorni. A minha perna ficou assim, totalmente podre. La mia gamba è rimasta Eh. completamente Assim, ficou início marcia, de tipo cancrena. quando a perna fica preta. É isso. E em pouco tempo. E in né, poco tempo minha perna ficou desse jeito. E la aí mia gamba era in quello stato. eu já fiquei desesperado, né? Minha mãe Ero desesperada. preoccupato, minha mia mamma era esposa. disperata, mia moglie era disperata. Na época a gente era namorado. Noi eravamo ancora fidanzati.
todo mundo, né, ficou desesperado. Tutti E quanti a sono gente ia disperati. no hospital Andavamo all'ospedale procurar uma resposta, a né? cercare un E rimedio, o una risposta. médico sempre empurrando, né? Il medico sempre Pois spingeva. nós descobrimos depois através de uma outra pessoa Noi abbiamo scoperto que attraverso un'altra persona. ele não quis fazer a minha cirurgia de remoção do Lui non ha voluto fare la chirurgia di material na minha perna, pois ele estava com uma viagem marcada. Então ele voluto não fare queria se preocupar. l'operazione perché avevo un viaggio da fare. E eu sofrendo assim com dor, E io minha soffrivo perna saiu per il dolore. várias feridas, né? Dalle mie gambe sono uscite Embaixo, molte ferite. pois o corpo estava tentando expulsar aquele material. Il corpo cercava di rifiutare quel materiale. O sangue Esperla. na minha perna coagulou, então a chance de dar uma trombose ali era, tipo assim, era muito grande. Né? Rischiavo di rimetterci la gamba. E graças a Deus assim Deus colocou Ma grazie a Dio lui, muita gente na ha minha messo vida que se nella mia dedicou a vita orar, né? persone che sia per la preghiera E virou o ano, e a janeiro, Capodanno, a gennaio, mais ou menos 10 de janeiro, più o meno il 10 ele gennaio, decidiu olhar minha perna assim com ha mais deciso atenção. di guardare la mia gamba, la E condizione aí che avevo. ele operou assim urgente, né? Mi ha operato Aí, proprio in maniera urgente, depois assim que já estava bem feio mesmo. dopo che la gamba era praticamente bruttissima. E aí ali ele abriu a minha perna, Ha aperto la mia gamba, lavou tudo, tirou pulito assim, aquelas partes que já estava assim necrosando ha tolto quelle parti che stavano già marcendo, e colocou um outro material, tirou ha tolto quel materiale e ne ha a messo un altro. platina e colocou um fixador externo. Ha messo una parte dall'esterno. Porém ali na minha perna ficou assim vários buracos onde que eles não conseguiram costurar. Ma lì nella mia gamba sono rimasti dei buchi che non sono riusciti a sistemare. E então tinha uma enfermeira naquele hospital que ela era especialista em curativo. C'era né? un'infermiera in quell'ospedale che era specialista in Porém, questi tipi sim, di lavori. porém cada curativo que ela fazia custava, Ogni cura Claro. che lei esercitava, né? E nós decidimos tirar uma opinião com ela, né, para ela abbiamo fazer um deciso curativo. di parlare con lei per vedere un po' la situazione. Sim, e foi eu creio que foi Deus, sim, através da vida dela, ela nos deu credo várias che Dio- dicas de medicamento. Attraverso la sua vita ci ha aiutato in quest'area, in questo campo. E ali no primeiro curativo, E lì nella eu não prima estava cura, assim, sentindo a minha perna, né? Do joelho para baixo eu não sentia nada. dal ginocchio in giù non sentivo la gamba. Ela pegava assim a tesoura com as gases, tudo. Prendeva le forbici E aí ela relava. e lei Ela relava provava no meu osso, né? E perguntava se eu estava sentindo alguma coisa nas Diceva carnes do lado. se avevo se Eu não estava sentindo nada. sentivo il contatto, io non sentivo niente. E assim, algo que se eu fosse esperar ajuda, Qualcosa che se né, avessi do rapaz dovuto que aspettare causou meu l'aiuto acidente, del ragazzo che mi ha causato l'incidente, né, eu estaria complicado, né, sarebbe pois complicata la cosa. ele não me ajudou com Lui non mi ha 10 aiutato centavos para neanche con 10 centesimi comprar um remédio. per né? comprare un medicinale. E a minha irmã, Mia sorella ela é advogada, è avvocata, e assim, eu oro muito pela vida dela, pois ela foi bênção na minha prego vida molto nesse per lei. período. E lei è stato molto un aiuto in quel periodo per me. Quando eu saí da empresa Quando sono uscito dall'impresa em novembro de 2015, nel novembre 2015, no Brasil tem um benefício que você tem 1 ano que você fica assegurado pela empresa. e in Brasile ti danno É, questa legge che sobre tu per un anno hai dei benefici. Sobre benefícios que se você machucar, tudo. Che se E tu ti ela fai male o descobriu, qualsiasi cosa, e ela lei, mia sorella, descobriu esse ha scoperto questa legge, benefício que eu tinha direito questo diritto che avevo, em mais ou menos outubro. e né? più o meno ad Eu ottobre, tinha saído em novembro, sono uscito a em outubro novembre, ela descobriu. E foi Grazie a lei onde que l'abbiamo scoperto. assim, esse dinheiro foi providencial em tudo, pois tutti questi soldi Essa hanno provveduto infermiera- alle cure. essa enfermeira do curativo, ela me passou uns medicamentos e suplementos Mi ha dato alcuni medicinali, alcune medicine, que realmente sim, custavam muito dinheiro mesmo. costavano davvero né? tanto. Ela passou um complemento da Danone, Mi ha passato dei medicinali, 200 ml, 200 para tomar ml, 2 por dia, que custava em média 2 de al giorno, costavano più o meno R$ 23. R$23.
E conseguimos negociar, né, através da minha esposa. Ela conhecia minha mulher os patrões dela, se eu não me engano, né? Suoi capi Conhecia uma empresa farmácia que conseguiu um preço melhor para a gente. Conseguimos a R$18. conoscevano una farmacia dove potevano darmi quei medicinali a un prezzo più basso. E realmente, sim, o custo ficou muito caro. E veramente muito tutto il caro prezzo mesmo. era alto. Porém, dentro de um mês, nell'arco di un mese, com esse suplemento, com esses remédios, questi medicinali, queste assim, cure, as feridas da minha perna, assim, elas fecharam absurdo, assim, foram le muito ferite rápidos, della mia gamba né? si sono rigenerate, sono guarite completamente. E eu com o fixador, E io né, con externo, il fissatore, sim, não podia levar minha vida normal, né? Pois eu estava ali. Portare la mia vita al normale, ma foram passando o tempo, eu fiquei em média il tempo passò. 6 meses com esse fixador Io sono rimasto 6 mesi con questo tutore, e sempre com o mesmo médico, né? sempre con lo stesso medico. Ele olhava assim e falava assim, não, está evoluindo. Lui mi disse, ma guarda, sta andando bene. Ele estava falando isso para não assumir a culpa que ele tinha errado. Mi diceva questo per non assumersi la Né? colpa A dell'errore che gente aveva commesso. pagava consulta com outros médicos Noi pagavamo anche e altri eles medici falavam assim, e a loro real. dicevano, guarda, Falavam assim, não, isso está errado, tem questo que operar, tem que è tirar. sbagliato, devi toglierlo, bisogna operare. Teve alguns médicos que até Alcuni medici volevano anche me indicou Mi hanno de indicato fazer a amputação da perna, di né, de amputare la colocar gamba. prótese, pois realmente sim, estava numa situação Realmente era una assim, situazione esquisita. molto strana. E passaram 6 meses, Sono passati 6 mesi, ele tirou, né, o Lui fixador externo ha tolto il tutore e o osso assim não colava, né? Como que fraturou os dois ossos, l'osso non era ben attaccato visto che si erano a fíbula, rotti. a fíbula, a tíbia e fíbula. a tibia, A fíbula, ela representa em média de 5% do mecanismo da nossa Rappresenta più o meno funcionalidade de andar, né, da nossa 5% perna. della nostra possibilità di camminare. E ele colou primeiro, né, infelizmente, e atrapalhou um pouco o E outro questa osso de regenerar. È guarita prima e ha causato un po' problemi all'altro osso che non si era rigenerato bene. Porém, assim, não estava recebendo assim notícias boas, né, quando Io non ricevevo belle notizie eu ia ao médico. quando andavo dal medico. E depois de um tempo, Dopo un arco di tempo, pois assim o osso não colava, né? Foi passando o tempo, o osso não colava. não se Eu attaccava. sentia fortes dores. Sentivo dei dolori forti, Minha perna saía feridas e nella mia gamba o uscivano corpo assim ferite, queria mostrar alguma coisa. come se né? volesse mostrare qualcosa. E aí nós fizemos alguns exames. Abbiamo fatto Como é que alcuni chama? esami, Ressonância magnética, não é ressonância. una risonanza magnetica, Cintilografia óssea, né? E custava muito caro, né, esses exames. E nesse primeiro exame que nós fizemos, e ele questi esami pegou che abbiamo fatto assim meu corpo inteiro. hanno analizzato tutto il corpo Foi diagnosticado ali que eu tinha mi hanno contraído uma hanno visto che uma avevo infecção crônica dentro do osso. que un'infezione chama- cronica dentro all'osso, Chama osteomielite. E essa infecção ela não deixa o osso colar. e questa infezione non lascia che le ossa E- si attacchino. E aí, sim, foi me tomando desespero, E io ero disperato, pois na época eu estava com média de 25 anos, mais ou menos, avevo più o meno 25 anni a quell'epoca, 24 a 25. 24, 25, E eu não queria aceitar aquilo. e io non volevo accettare quello. Assim, não, tenho minha vida pela Dissi, frente, ho la mia vita davanti, tenho meus sonhos, i miei tudo. sogni, tutto. E assim, era difícil aceitar. Ed era difficile accettare. E passou mais algum tempo, em média de Dopo lì 5 circa meses, mais ou menos, 5 mesi più o meno nós conseguimos trocar o médico. siamo né? riusciti a cambiare medico, O médico que assumiu, assim, o meu caso, né? un medico Assim, che graças a Deus,
si è assunto il mio, era médico per le mie renomado. cure, era un medico molto bravo. E ele falou assim, não, tua perna tem que operar urgente. Lui mi disse, né? no, Porque, devi- assim, do jeito que tá, você corre o risco de quebrar ela C'è da andando. fare un'operazione perché nello stato che è potresti romperla camminando. E quando ele me falou que tinha que operar de novo, eu já fiquei Quando desesperado, lui mi disse che pois c'era da operare di nuovo, io mi sono eu já tinha disperato. feito a primeira cirurgia Avevo già fatto la prima para chirurgia colocar a platina. per mettere la placca, le Fez a placchette. cirurgia para retirar e Ho fatto colocar la o chirurgia fixador. per toglierla, per mettere il tutore. Nesse período, Em questo- o médico tinha feito mais 2 cirurgias Il para medico tirar abscessos Ha da fatto minha altre perna. chirurgie per togliere delle cose che erano in eccesso. E, assim, não sei se alguma mãe que já tomou a hack nas costas. Non so se qualche madre ha Una già injezione. ricevuto. E aquilo, nossa, é horrível. Ed è una É uma cosa injeção que eles te bruttissima. dão na coluna. Ti fanno una iniezione E nella schiena con una quando me seringa. falava de cirurgia, Quando lui mi eu parlava di chirurgia, corri igual o diabo corre da cruz. Eu não queria io saber de jeito volevo nenhum. correre via, non saperne proprio più di niente. Mas eu não tinha para onde correr. Tinha que operar ou Non potevo scappare, eu dovevo poderia operarmi, realmente correr o risco de perder a perché perna. sennò avrei potuto perdere la gamba. E ele me falou o risco que tinha Lui mi dessa disse cirurgia, né? I rischi Que della chirurgia. era uma cirurgia assim muito arriscada. Era una né? chirurgia Ele, molto delicata, ele rischiosa. até chamou um outro médico que era especialista em colocar aquele tipo de material na minha perna. Ha chiamato un altro medico che era un specialista in Eles quell'area. colocaram o Elizarov, mais conhecido como gaiola. Mi hanno messo una cosa che E aí eles pegaram e colocaram mais ou menos aqui da panturrilha mi até hanno o messo tornozelo. più o meno lì dal ginocchio fino alla caviglia. E os riscos que ele me disse antes E il rischio era che mi disse il medico durante a cirurgia durante la chirurgia, se acontecesse alguma coisa eles teriam que amputar a perna, che se fosse successo qualsiasi cosa, fosse mi avrebbe dovuto amputare la gamba. um pedacinho de sangue coagulado na corrente sanguínea, eu poderia Un po' di sangue morrer magari che também. si, qualsiasi tipo di E di assim, rischio. eu decidi confiar em Deus, Ho né? deciso in quel momento di confidare in Dio. Mas não só eu, sim, mas como Non solo io, ma várias pessoas que, Altre assim, persone. me visitaram ali no mi hospital. hanno visitato in ospedale. Eu me tornei assim, praticamente um sócio ali do hospital. Sono diventato praticamente un socio Quase todo mês eu estava lá internado. nell'ospedale perché né? quasi tutti i mesi ero lì. Teve um mês que esse médico anterior ele me internou só para tomar antibiótico. Il medico che avevo Para prima tentar sarar essa infecção. mi aveva lasciato lì Depois solo per que, prendere alcuni medicinali. depois que a gente falou para ele, Dopo né, che abbiamo que detto tinha essa infecção. che avevo questa infezione, E foi praticamente quase igual uma quimioterapia. Né? tutto quasi Assim, come una chemioterapia. eu fiquei em média quase 20 dias Sono rimasto internado. quasi 20 giorni Eu in ospedale. passava a mão no meu cabelo, caía cabelo, I miei capelli fraco, cadevano. tudo. E eles só me liberaram pois E loro mi hanno lasciato andare solo dopo. as minhas veias já estavam fracas, né? Elas não aguentavam mais, assim, os enfermeiros iam pegar a minha veia, ela estourava. Le mie vene Então erano eles troppo decidiram me dar fragili, non a riuscivano a alta prendermi por esse sangue. motivo, né? E ali eu tomei assim antibiótico muito Eu forte, preso muito dei mais medicinali forte do que eu ingeria molto por forti. comprimido. E depois dessa cirurgia, Dopo questa que eles chirurgia colocaram essa gaiola na minha perna mi hanno messo questo oggetto nella mia gamba, questo attrezzo. e orando muito, E io pregavo. né? Orando muito, não só eu, Pregavo, mas non solo io, ma anche assim, uma legião de irmãos, una de legione di pastores fratelli, orando, pastori, pregando. pois assim o milagre que Deus fez na minha vida foi Ma il assim, miracolo foi grande, che Dio né? ha fatto è stato grande. E eu fiquei em média Sono rimasto 5 meses, mais ou menos. più o meno 5 5 mesi meses com essa gaiola na perna. con questo attrezzo nella mia gamba. E isso já, quando eles colocaram essa gaiola, Quando mi hanno messo foi mais questo ou attrezzo menos sulla gamba, 2018. era più o meno 2018, se non erro. 2018 já. Era 2018. Tanto que, assim, nós até adiamos o nosso casamento por causa Abbiamo desse, anche anticipato desse il problema. matrimonio per questo problema. Né? E
ali assim, eu vi que a minha vida não seria igual ao que eu tinha antes. Io ho capito che la mia vita non sarebbe stata più la stessa come prima. Seria uma vida limitada. Avrei avuto una vita limitata. Para mim. Per me? Mas assim, para Deus não. Ma per Dio no. E ali eu fiquei com essa gaiola na perna, Sono rimasto con questo attrezzo sulla mia gamba, fazendo assim exames, facendo sempre esami, altri, certinho, né? Tomando o devido cuidado facendo tutto quanto giusto, e sempre confiando em Deus, sim, sempre confidando in pro Dio, osso colar, né? Pois o osso não estava colando. perché l'osso non voleva attaccarsi. E passou o tempo, eles tempo retiraram passato, mi a hanno gaiola tolto questo attrezzo dalla gamba e numa dos retornos que eu fiz no médico, ele e una delle mie disse visite che ho fatto dal medico, que lui mi o disse osso, sim, o osso tinha colado. l'osso si era attaccato. O osso tinha colado e eles, tipo assim, eles ficaram assim meio surpresos, né? I medici sono rimasti sorpresi Porque estava assim já bem calejado o meu osso, ele estava perché l'osso era ben attaccato. bem arriscado, assim. Ele diz que foi muito arriscada a cirurgia que eles fizeram, La chirurgia che mi ha fatto era molto rischiosa pois essa infecção e questa infezione que estava alojada che era dentro ali alle no ossa, meu osso, né, nós passamos com uma médica infectologista também, né, para tirar uma Abbiamo fatto opinião anche dela. degli esami con altri E ela- medici più specialisti. Ela disse que assim, ou faz uma cirurgia Mi disse fai una e chirurgia, tira o pedaço do osso onde está alojada essa togli infecção, un pezzettino dell'osso dove c'è questa infezione, ou o Deus. Dio. E ela foi me falando dos riscos, né? Ela falou assim, ó, por você ser um Mi pouco diceva novo, i rischi, guarda, siccome tu talvez sei não un apresente tanto o problema essa po' infecção. giovane, magari É. questo rischio non sembra tanto grande. E aí ela foi falando que onde que essa infecção, se ela entrar em atividade, Dice, se ela vai questa subindo. infezione si Ela vai attiva subindo, veramente, lei ela va su, vai inizia a salire, ela vai furando o osso. inizia a bucare le ossa. E onde que ela fura o osso não cresce mais, E dove ele buca, não se regenera. L'osso non si rigenera più, Ele vira uma casquinha. diventa tipo un guscio. E então, tipo assim, eu posso estar andando, E posso tropeçar e quebrar a camminare perna. e all'improvviso mi si spacca la gamba. E meu medo, assim, era La mia paura era essa infecção. questa infezione, Porém, ma sempre quando, depois de ter tirado essa a gaiola, dopo che mi hanno tolto l'attrezzo dalla gamba, e também, assim, depois de tanto tempo de oração, dopo tante preghiere, né, a gente fazia os exames. E sempre quando facevamo gli fazia esami os exames sempre referente durante ali gli naquela esami, região, in quella regione dove aquela abitavo. infecção ela estava ali dormindo, né? Aquela infecção não estava em atividade. Era lì, non si attivava. E eu creio assim que foi Deus que bloqueou ela ali. Io credo che Dio l'ha E bloccata eu lì. creio que Deus também pode retirar essa infecção. E Dio può anche rimuoverla. E todos os exames que a gente fazia, Tutti gli esami che facevamo, ela estava ali, quietinha, questa dormindo. infezione si trovava lì, sempre lì ferma. E o médico me sugeriu, né, Il medico mi ha suggerito di fazer essa cirurgia para retirar fare esse questa pedaço cirurgia de osso. per togliere questo pezzo dell'osso. Mas eu decidi, assim, não fazer, Io decisi di non pois farlo, já, assim, a gente já tinha adiado também a viagem que a gente ia vir para a Itália. avevamo già anticipato il viaggio per venire qui in Italia. E, assim, eu tinha que aceitar aquilo na minha vida, Dovevo accettare quello nella mia vita, pois eu não sei o agir de Deus. io non so l'agire di Dio, Nós não conhecemos como noi Deus trabalha. non sappiamo come Lui lavora. E a minha vida, assim, transformou, assim, totalmente. La mia né? vita si è trasformata Pois completamente. eu gostava de jogar bola, gostava Piaceva de giocare a levar minha vida calcio, normal, assim, fare né? cose normali, De andar de moto, andare in moto, tudo, né? tutto. E assim, minha vida foi completamente mudada. Mia vita cambiò Não completamente. que hoje
eu não faço essas coisas. Non che oggi non né? faccio Mas, queste cose, segundo assim, o que eu ouvia dos médicos, ma secondo ciò che i medici dicevano, era para eu estar com uma prótese hoje, né? dovevo avere Ter assim minha vida totalmente transformada. la mia vita sarebbe stata completamente diversa. Mas Deus ele sempre esteve presente ali Ma Dio na era minha sempre vida. presente, era sempre stato lì, E para glória e honra assim do nome dele, per onore e gloria del suo nome. eu tô aqui hoje de Sono pé, qua oggi in piedi, fazendo assim tudo que ele me propôs, né? Tudo que facendo ele tutto ciò che lui mi dice di fare, decidiu para nossas vidas. tutto ciò che lui ha deciso per me. E foi esse, né? O grande desafio assim da minha vida, Questa né? Que fu la grande sfida della mia vita. eu vi assim o cuidado de Deus Ho visto la bem cura de di perto Dio, mesmo, proprio pois vicino. se não fosse Ele na minha vida, Se non talvez fosse per sim, eu Dio, nem poderia estar aqui hoje, magari oggi né? non sarei qui. Pois eu recebi assim relatos de algumas pessoas que Ho ricevuto da alcune persone teve delle esse cose, mesmo problema que eu, que não resistiu, questo né? stesso problema che ho avuto e non hanno Que resistito. partiram mesmo. E son- Mas para quem é crente e crê em Deus, chi crede in Dio, chi è credente, Ele nos surpreende e Dio sorprende, Ele cuida dos Dio seus. si prende cura dei suoi. E assim Deus fez. Eu sou muito grato a Ele. Io sono molto grato a Dio. E hoje assim eu tenho um pouco de limitação, mas Oggi ho un po' di limitazioni, ma eu consigo fazer minhas coisas graças a Ele. Riesco a fare le mie cose grazie eu sei a Lui. que foi Ele quem me permitiu assim so che è ter Lui che ha essa permesso sequência na minha vida. questa cosa nella mia vita. E para finalizar, Per concludere, assim, eu sou muito grato a Deus. sono molto grato a Dio. Eu fiz assim um rascunho muito grande, né? Minha esposa até brincou comigo. Ho fatto qua, ho messo degli appunti un po' troppi. Mas, né, eu separei assim uma frase que Deus colocou no meu coração, que é Ho messo sobre qui una frase che Dio ha messo nel mio a cuore, renúncia. che parla E della rinuncia. A renúncia, ela assim, não é fácil, La né? rinuncia non è semplice, Mas ela é necessária nas nossas vidas ma è necessaria nelle nostre para vite que possamos affinché possiamo experimentar a verdadeira vontade de Deus, vivere la né? vera A volontà di Dio, verdadeira alegria, a verdadeira paz que la vera gioia, só la vera Deus pace pode nos dar. che solo Dio né? può darci. E é uma frase C'è una frase, que eu gosto muito que diz que mi piace molto, che dice a così: renúncia ela define o teu destino. la rinuncia definisce il tuo destino. E nessa minha caminhada, assim, eu tive Questa que mia renunciar a muitas coisas. camminata ho né, dovuto rinunciare a para estar tante aqui cose hoje. per essere qui oggi. E assim Deus está fazendo, né, na minha vida. Ele nos così surpreende. Dio continua a fare, mi sorprende. E eu sou muito grato a Deus. Io lo ringrazio. Então, decida você também renunciar à sua própria vida, Que aos tu seus venga próprios a desejos, decidere di rinunciare alla tua vita, ai pois tuoi Deus desideri. ele é maravilhoso. Dio è né? meraviglioso. E Ele é poderoso para cumprir em nossas vidas Lui è potente per far sì che si o seu compia propósito. il suo proposito in noi. E È questo. eu sou muito grato a Deus, sim, por essa oportunidade. Eu Ringrazio peço Dio per questa desculpa se eu não opportunità. fui assim, um pouco claro com os irmãos. Scusate magari se sono Eu stato tô, un assim, po' bem nervoso. chiaro, ma perché sono nervoso. Mas assim, eu peço sempre a Deus misericórdia e Io chiedo temor sempre a Dio para misericordia que eu possa vencer e romper essas barreiras na minha affinché vida. io possa vincere né? queste difficoltà, barriere nella mia vita. Pois sozinho é difícil, Perché mas da solo è com difficile, Deus a ma gente vai sempre adiante. con Dio andiamo avanti. E eu agradeço sim, a oportunidade E e a io ringrazio confiança ancora per l'opportunità que
Deus possa assim, abençoar grandemente a vida dos jovens, adolescentes. La vita dei giovani e degli E que adolescenti. vocês não parem, né? Continuem na caminhada, Voi pois veniate a continuare, a non fermare pode mai. parecer difícil, mas Può sembrare o que difficile, Deus tem separado para nós ciò che Dio ha per é muito noi maior do que qualquer è coisa que molto più esse mundo grande pode oferecer. di qualsiasi cosa che il mondo ti possa offrire. E eu agradeço, né, a E io oportunidade. ringrazio veramente Em per nome de l'opportunità. Jesus. Nel nome di Amém. Gesù. Amém? Quando noi abbiamo conosciuto lui ha detto questa frase così: ho visto che Dio ha preso cura di me. E sentire questo da una persona che c'ha una infezione sulla gamba, che a qualsiasi momento si può svegliare e gli può mangiare tutto il corpo, è veramente avere una fede così grande, perché tu dire: ho visto che Dio si prende cura di me. Forse poteva dire: guarda, Dio non mi ama perché mi ha permesso di avere questa infezione e passare per tutte queste tipo di cose. Ma lui ha detto: eu vi o cuidado de Deus na minha vida. Ho visto che Dio si è preso cura di me. E passare per tutte queste cirurgie, vivere tutto questo e riuscire a dire: ho visto che Dio ha preso cura di me. È qualcosa di straordinario, è una fede grande, è qualcosa che ci ispira a migliorare ogni giorno di più. Eu volevo invitarvi ad alzare in piedi in questo momento. Il culto non è ancora finito, abbiamo ancora 4 ore prima di mezzanotte. Quindi io volevo, sai cosa? Fare una preghiera per Dielton, perché se Dio vuole, Lui può guarire anche oggi. Io ho fede in questo, io so che Dio ha una promessa grande, io so che Dio ha qualcosa di straordinario per la sua vita, io so che Lui è già un miracolo di Dio e io credo che Lui può ancora raccontare di più questo. Quindi io volevo che tu alzassi la sua mano in direzione a Lui e preghiamo con fede, perché Lui possa un giorno dire: guarda, qui è il culto, il primo giorno che ho predicato, il primo giorno che Dio mi ha usato per parlare con i giovani, Dio mi ha tolto la infezione che avevo nel mio corpo. Preghiamo in questo momento. Padre, nel nome di Gesù, Spirito Santo, noi sappiamo che tu sei qui, noi sappiamo che tu sei in questo luogo, noi sappiamo, Signore, che noi abbiamo visto la storia di un miracolo che è successo, noi abbiamo visto la storia di qualcosa, Signore, straordinaria, Signore, ma sopra di tutto noi abbiamo visto la storia di un uomo che ha fede in te e che ha un cuore grato a te, Signore, al di là di ogni cosa che lui ha passato, Signore, al di là di ogni cosa che lui ce l'ha ancora nel corpo, Signore, al di là di ogni infezione che si può svegliare, Signore, dentro del suo corpo. Lui dice che il Signore si prende cura di Lui e che Lui è grato, Signore. Padre, nel nome di Gesù, noi in questo momento profetizziamo sulla vita di Dielton, Signore, la guarigione dal cielo, Padre, la guarigione che viene da te, Signore, la guarigione che i medici non possono fare, la guarigione che i medici non sono capaci di arrivare, ma il Signore può fare. Padre, noi dichiariamo sulla sua vita, Signore, noi dichiariamo sulla sua gamba in questo momento, Signore, noi dichiariamo, Signore, l'uscita di questa infezione, Padre, per la tua gloria, Signore, per il tuo onore, Signore. Io so che il Signore ha portato Lui in questa nazione con un proposito. Io so che da oggi, Signore, ha cominciato qualcosa di nuovo sulla sua vita, Signore. Ma, Signore, se tu vuoi, Signore, tu puoi fare ancora di più un miracolo nella sua vita, Signore, guarigione sulla sua vita, Signore. E noi dichiariamo in questo momento, Padre, noi dichiariamo guarigione sulla sua vita, Padre, perché noi crediamo nel Dio degli impossibili, noi crediamo nel Dio che può fare, Padre, nel nome di Gesù. Tu puoi dichiarare così: nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, noi dichiariamo guarigione nel nome di Gesù. Fai un applauso al Signore Gesù. Amen. Chi è pronto per lodare un'ultima volta il Signore con una canzone di gioia e di allegria? Perché oggi noi dichiareremo che Lui è l'unica via, Lui è la verità e la vita, e non c'è niente che ci possa ricondurre al Padre se non Lui. Amen.
mio bisogno sei, anche quando cado tu sei lì. Io ti cercherò, Signore, ti seguirò perché ho capito che tu sei per. Ricominciamo da capo, la mia vita lascio a te, la mia vita lascio a te, il mio unico bisogno sei anche quando io ti cercherò, Signore, e ti seguirò perché ho capito che tu sei per me. L'unica via, Gesù, la verità e la vita. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. L'unica via, Gesù, la verità e la vita. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. La tua grazia abbonda in me, la mia anima riposa in te. Tu mai cambierai. E sempre al tuo fianco io resterò, Signore, perché ho capito che tu sei per me. L'unica via, Gesù, la verità e la vita. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. L'unica via, Gesù, la verità e la vita. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. Tu, Signore, sei la verità, la vera vita, la sola. Dichiara: io vivrò per te. Io vivrò per te. Tu, Signore, sei. Tu, Signore, sei la verità, la vera vita, sola l'unica via. Io vivrò per te. Tu, Signore, sei. Tu, Signore, sei la verità, la vera vita, sola unica via. Io vivrò per te. Ancora una volta, tu, Signore, sei. Tu, Signore, sei la verità, la vera vita, sola unica via. Io vivrò per te. L'unica via, Gesù, la verità e la vita. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. L'unica via, Gesù, la verità e la vita. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. Non c'è niente che mi possa ricondurre al Padre. Alleluia, glória a Dio. Prima di finire, dopo che finiamo, facciamo anche un gioco, se volete stare, ma volevo finire questo tempo, questo culto. Dopo c'è anche da mangiare, potete mangiare a volontà, finché c'è, ce ne abbiamo ancora di là. Però prima di finire volevo chiamare qualcuno qua davanti, a nostra leader dei giovani.
Lei non sapeva quello che avevi chiamato? Allora, questa è la nostra leader dei giovani. Possiamo fare un applauso? Lei deve andare, lei deve volare. Lei non sta lasciando la leadership perché l'abbiamo tolta, ma lei lascerà la leadership perché Dio ha una chiamata più grande per lei. È una chiamata, la sua chiamata, è una chiamata dove lei andrà molto lontana, andrà in missioni. E quando lei mi ha detto, non mi sono rattristata, mi è venuta una gioia molto grande nel cuore, perché so che questo che lei farà fa parte del tempo di eccellenza per questa chiesa. Lei sarà via 6 mesi ad studiare missioni e poi andrà per 3 mesi in missione a un paese che lei non sa ancora qual è. E questo è impressionante per una giovane che ha un cuore così. Io conosco la Sonia da 5 anni, e mi ricordo che l'ho chiamata una volta per predicare. E lei ha predicato così veloce, predicato molto veloce, ma lei ha detto di sì, perché lei ha affrontato anche i suoi giganti. Oggi lei è la nostra leader dei giovani e ho visto una crescita gigante nella sua vita, ho visto qualcosa che Dio ha fatto straordinario. E posso dire che lei per me è un esempio di vita cristiana. Lei è una persona che veramente ammiro, e la sua fede e il suo amore per Dio, la sua fede e il suo amore per Dio mi commuove. Lei rinuncia a tante cose per amore di Dio. Lei non si vende per qualsiasi cosa. E vedere i giovani che oggi rimangono fermi nella fede così mi commuove veramente. E qualche giorno fa lei mi ha detto: posso mettere nel mio modulo che tu sei mia guida spirituale? E io mi sono sentita molto onorata, ma con molta responsabilità, perché è una persona che eu ammiro veramente tanto, è una persona che è veramente una persona di Dio. Sai quando tu vedi Dio in una persona? Questa è la Sonia, e io lo so che lei andrà e ritornerà, ma non so quanto ti fermerai, perché quello che Dio ha per te è molto grande, Sonia. Quello che Dio ha per te è molto grande. Sembra una Dio, vero? Non è una Dio. Non va via domani, però è a fine mese di settembre. Però ci tenevo a fare questo in questo culto, perché io volevo parlare di una persona che ha lasciato un segno in questa chiesa. E lascerà ancora un segno, non andrà via per sempre. Ele fa parte dell'ADM, farà sempre parte dell'ADM, per una persona che tu puoi contare sempre e che è sempre un esempio. Tu cerchi di trovare qualcosa che lei ha fatto e non riesci, perché è stato sempre un esempio. E per lei non è stato facile. Mi ha raccontato che ha dovuto fare tante rinunce, e questa è stata una predicazione puntuale per oggi. Le rinunce ti portano lontano, ti portano al proposito. E lei ha rinunciato tanto, e oggi Dio la sta portando al suo proposito. È qualcosa che brucia nel suo cuore, è qualcosa che da quando la conosco lei dice: io voglio andare in missione. E io volevo lasciare che oggi, che sono sicura che noi ci ricorderemo questi 6 mesi che tu sarai fuori. Non so se Dio ti riporterà qua, se Dio ti manderà ancora più lontano. Dio sa i progetti che ha per te, ma sicuramente quello che hai lasciato in questa chiesa è stato un segno di Dio, e non va via. E io ho conosciuto veramente poche persone nella mia vita che hanno un amore per Dio come tu, e io prego perché Dio alzi una generazione come te. Io prego per questo, e quindi io so che il tuo proposito è molto grande. Io so che quello che Dio ha per te è molto grande, ma ricordati che qua in questa chiesa tu hai lasciato un segno molto grande, e un giorno noi racconteremo la nostra leader dei giovani. Oggi Dio la usa nell'Africa, nell'Afghanistan, non sappiamo dove Dio la manderà, ma io so che Dio mi manderà lei molto lontano, e quindi che Dio possa alzare una generazione come i cuori di Sonia oggi, perché io vedo un cuore vero, un cuore di adoratore, un cuore di Dio veramente. E quindi
Sônia. Volevo che facesse un applauso per questo tempo. Quindi Sônia ti lascerà la leadership e quindi è bellissimo lasciare un luogo dove tu hai lasciato tanti buoni segnali, è vero? Dove tu quando ritorni tu dici wow, che bello che sei ritornato. E tu lascerai questo e quindi lei lascerà la leadership dei giovani, non questa chiesa perché farà sempre parte di questa chiesa, ma lei lascerà la leadership dei giovani, andrà via per 6 mesi più o meno e poi Dio sa quello che succederà nella sua vita. Noi siamo gioiosi di qualcuno che ha un cuore così, che Dio stia portando al suo proposito. Veramente, quando ti ha detto così, a me è venuto da gioire, non perché andava via, perché non vorrei che andasse via, ma perché io so che il proposito di Dio è più grande di queste 4 mura, di queste 4 pareti, del nostro desiderio che lei rimanga. E quindi, gloria a Dio per questo. Io volevo che tu pregassi per lei in questo momento, alzassi la tua mano e pregassi per lei. Alza la tua voce e prega. Io l'ho preso 3 regali e che simbolizzano lei, secondo me. E questo è un portagioia perché sei preziosa per Dio. Questo è un porta-acqua perché dove tu andrai, ricordati che Gesù è la tua fonte di acqua viva che non metti mai. Dove andrai? Non so se andrai in Africa che non c'è l'acqua, ma di Gesù è la tua acqua viva. E questa è una maglietta che c'è una farfalla e che dice, cosa dice? Non, che puoi dire scappa dall'ordinario, dice qua così, perché tu sei incredibile e individuale. La Sônia non sei la Sônia e noi ricorderemo la Sônia com'è e tu non sarai mai come gli altri, sarai sempre la Sônia che ci ha insegnato grandi cose in questa chiesa. Amen. Puoi venire a pregare per finire, amore, perché poi ci sarà un gioco che vai a fare, però adesso ci saranno anche i regali, vedi, ci sono anche i regali. Volevo anche lasciare una piccola testimonianza perché proprio questa scena mi ha portato in mente un sogno che ho fatto all'Andrea un po' di tempo fa. Non so se te lo ricordi. Andrea ha fatto un sogno dicendo che una persona della chiesa sarebbe andata via
a una persona importante, perché quando sarebbe andata via avremmo fatto una festa, avremmo applaudito, avremmo fatto qualcosa di importante per ricordarla. E da quel giorno ci siamo chiesti un sacco di volte: ma chi uscirà dalla chiesa? Chissà, qualche presbitero, qualche missionario, qualcuno che uscirà, chissà cosa succederà, un litigio, qualcosa. Invece no, Dio ci ha sorpreso con questa che è stata la sorpresa più bella. Si dice che una chiesa non è forte quando ha tante persone, una chiesa è forte quando invia tante persone, e la Sonia è la prima persona che stiamo inviando. Sono sicuro che ce ne saranno altre, ma la sua chiamata si sta compiendo secondo quello che è la volontà e il proposito di Dio. Preghiamo per concludere questo culto allora, benedicendo ogni giovane, ogni teens che è qua presente, e benedicendo la vita di tutti quanti noi. Padre, ti ringraziamo per questa serata, la tua presenza, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che tu ci hai fatto ascoltare, che tu ci hai fatto imparare, che tu ci hai fatto vivere oggi, attraverso le lodi, attraverso il teatro, attraverso questa bella testimonianza all'interno di questa predicazione, attraverso la vita di Sonia, di come tu stai compiendo la sua chiamata nella sua vita, come vuoi compierlo nella vita di ognuno di noi. Io ti chiedo, Dio, di benedire ogni giovane, ogni teens qua presente, e anche coloro che oggi non sono potuti venire. Che, Signore, tu possa essere sempre la loro guida, Signore, che tu possa essere sempre la loro fonte, la loro luce, Signore, che tu possa sempre guidarli in ogni giorno su questa camminata verso ciò che tu ci hai chiamato a fare. Io ti prego, Signore, per tutta questa chiesa, che tu possa riempirla con la tua presenza in ogni momento, che ogni casa possa essere benedetta da te, e che insieme possiamo essere uno in Cristo per la gloria e per l'onore tuo. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Possiamo accendere le luci? Abbiamo finito, si può mangiare. Dopo, chi vuole restare qua, abbiamo un bellissimo gioco da fare. Ma intanto possiamo andare a mangiare.